buon pomeriggio a tutti, più che buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a questa nuova live targata Reni J. Reni J, durante questa live dobbiamo aprire un altro pacco sempre proveniente da Amazon, ok? Quindi siamo pronti per fare questo unboxing e durante questa live volevo fare anche un'altra cosa. Vedete, ho messo qui una pila di riviste di cui andrebbe fatto lo sfogliamo insieme, e quindi oggi faremo una cosa che dà un po' della pazzia, cioè sfoglieremo le riviste di cui bisognerà fare lo sfogliamo insieme. Vorrei appunto che nei commenti a questo video voi mi consigliaste quale rivista volete vedere per prima con il prossimo sfogliamo insieme, perché vorrei ricominciare a fare quelle live in cui sfogliavamo insieme le riviste, che era un format che mi piaceva. Non ho avuto più modo di poterlo fare, però mi piacerebbe riprenderlo e piano piano dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di tutta questa pila di riviste, e adesso andremo a vedere più in dettaglio quali sono queste riviste. La cosa però principale di questa live è dover fare un ennesimo unboxing di un vinile che è contenuto dentro questo solito pacco gigante di Amazon. Tra l'altro si avvicina il Prime Day, domani sarà il Prime Day estivo di Amazon, 16-17 luglio, quindi sia domani che dopodomani troverete tantissime offerte su Amazon. Se volete andate su classe74.it, da lì c'è il banner con scritto offerte, potete accedere direttamente alle offerte da lì. Allora, questi sono i vinili che abbiamo fatto l'unboxing l'altra volta, l'ultima live, e adesso bisogna fare l'unboxing di questo grande scatolone, come fa sempre Amazon, che mette, vedete, che mette una scatola dentro l'altra, stile matriosca, e quindi per sicurezza, per far sì che riceviamo. Opla, mi stavo tagliando ma ho levato la mano in tempo. Allora lo sto aprendo proprio insieme a voi. Ok, bene. Allora bisogna fare la stessa cosa anche di qua e andiamo velocissimi. Ok, qui abbiamo aperto. Cazzo la miseria. Ok, qui dentro vi faccio vedere, ok, pezzettino di carta messo così e il solito cartone contenente il vinile, come vedete. Mettiamolo così e si vede che è acquistato da Amazon. Allora cominciamo già a fare un po' di spazio, questa via. Ok, allora bando alle ciance, io direi già di procedere con l'apertura senza indugiare oltre, tanto dovreste già aver capito cosa contiene. Eccoci qua, abbiamo aperto, vedete. Allora andiamo a vedere se effettivamente contiene ciò che vi avevo, cioè ciò che volevo. Eccoci qua, un altro ennesimo vinile di Cristina D'Avena, in questo caso è Occhi di gatto. Occhi di gatto, andiamo a vedere il numero 0856. Qui ovviamente Occhi di gatto versione normale e versione strumentale, ok, vedete, Occhi di gatto strumentale lato B, e qua c'è Occhi di gatto lato A. E questo è un bellissimo picture disc di Cristina D'Avena. Anche questo l'ho pagato intorno ai 10-12 euro, anzi volevo farvi vedere sempre, se ci riesco, vediamo un po'. Allora andiamo un po' a vedere se è possibile. Restream,
Scusa, ma non mi dai come sorgente un attimino solo, eh? Ok. Allora, facciamo una cosa, guardate, vi faccio vedere. Allora, eccolo qua, occhi di gatto. Se ci riusciamo, vediamo un po'. Eccoci qua, vedete, occhi di gatto, Cristina d'Avena, poco più di 10 euro, 10,99 euro, ok? Quindi questo è l'LP che ho preso io qui su Amazon. E ancora per qualche giorno lo troverete a questo prezzo, però ce ne sono poche copie disponibili a questo prezzo, perché se andiamo a vedere giù Kepa arriva anche a 13, diciamo, è stato anche a 18, vedete, 18, 18 anche qui. Normalmente il suo prezzo è intorno ai 13 euro. 13 euro e adesso già è qualche giorno che sta a 10 euro. Vedete? Ok? Quello è il grafico di Kepa che ci dà disponibilità di vedere lo storico dei prezzi che ci sono su Amazon. Quindi vedete, questo è l'LP che io ho acquistato a circa 10 euro. Ok? Adesso ritorniamo in studio, eccoci qua, perfetto. Quindi questo si va ad aggiungere, erano 6 vinili, praticamente questo è il primo, me ne mancano due, 2, 3, 4 e adesso me ne mancano due, però sempre intorno a quel prezzo io li voglio pagare. Come sapete i vinili io non li voglio mai strapagare, anzi ritorniamo un attimo su con diciamo, i siti internet, perché vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, qui vedete, questo sta ancora a 26 euro, che per me è ancora tanto, pur stando, ecco, è sceso già da 26 a 25. Come vedete i prezzi cambiano da un giorno all'altro e qui Kepa ne tiene conto, vedete qua 26, 25, bisognerà che scenda anche questo intorno ai 15 euro, più o meno ai 15 euro, un po' anche di meno. Andiamo a vedere quest'altro, questo no, il mio nome è mai più. Ecco, questo è quest'altro, 20 euro, vediamo se nel frattempo è uscito, no, sta sempre 20 euro. Vedete, questo è quell'altro che è Mila Shiro, due cuori nella pallavolo e Lovely Sara. Lovely Sara, anche questo dovrà scendere intorno ai 13 euro. 13 euro, massimo 15, ma si riesce a prendere anche a 13 euro. Vedremo domani e vedremo anche questo, mi interessa parecchio. Questo tra l'altro uscirà a 6 settembre, quindi bisogna aspettare parecchio. Si può fare diciamo, una prenotazione al prezzo minimo garantito. E questo è un bel disco, il mio nome è mai più, Giovanotti, Ligabue e Piero Pelù. Ok, già lo fecero all'epoca. Tutto il ricavato della vendita di questo disco andrà devoluto in beneficenza. Ok, quindi conviene acquistare questo vinile. Il mio nome è mai più, tra l'altro vinile rosso, e c'è poi la Warner qui che io non mi ricordo, qua eccolo. La Warner, come vedete, si è accaparrata i colori giallo e blu, vedete? Giallo e blu sono, diciamo, VMI, esclusiva VMI, quindi Warner Music Italia, e sono questi due a 22,90. Se volete invece quello rosso lo prendete su Amazon, che invece è un'esclusiva Amazon, come dice qui. Quindi si sono divisi le esclusive, blu e giallo sono esclusiva VMI, Warner Italia, eccola, Warner Music Italia, VMI, e invece, come ho detto, il rosso lo troviamo su Amazon. Sempre prevendita, escono tutti e tre il 6 settembre 2024. Ok? Quindi se siete appassionati con me di vinili, questo è fortemente consigliato. Poi io ce n'ho anche altri nei carrelli, ma poi cominciano a essere troppo fuori. Vedete qua, se, non so se si riesce a vedere, se è inquadrato, sì.
c'ho un vinile, un doppio vinile di Adriano Celentano, adesso sta a 22 euro, doppio vinile rosso, il Ribelle Rock, molto molto bello anche questo, il Ribelle Rock. No, mi sa che voi non lo vedevate perché vedo che è tagliato, vabbè. Ovviamente l'immagine che voi vedete è tagliata, ok, quindi niente, abbiamo fatto questo unboxing e abbiamo visto che gli altri vinili di Cristina D'Avena, diciamo, dovrebbero scendere anche quelli. Ah, un'ultima cosa vi volevo far vedere, scusate se vado e vengo con internet, ma vi volevo far vedere anche la discoteca laziale, ok? Discoteca laziale ha questi vinili Picture Disc, ce li ha ancora a prezzo pieno, il prezzo con cui sono usciti questi vinili è 34,90 euro, ok? Sono usciti circa un anno fa e sono 6 vinili, tutti quanti 34,90 l'uno. Io all'epoca non li presi proprio perché 34,90 mi sembrava un prezzo eccessivo per un Maxi 45, perché questi sì sono picture disc, sono belli anche a vedersi i picture disc, io sono un collezionista di picture disc, mi piacciono tanto i picture disc, però 34,90 euro per un Maxi 45 mi sembrava un po' un prezzo eccessivo. Allora su Amazon sono scesi di prezzo e quindi già 4 tra i 10 e i 12 euro l'uno li sono riusciti a prendere. Mi pare che due l'ho pagati 12 euro e due l'ho pagati 10 euro. Quindi diciamo che è un prezzo onesto, un prezzo buono per un picture disc da 12 pollici Maxi 45. Il Maxi 45 che prerogativa ha? Di solito ha una versione al lato A e una versione al lato B, o una canzone al lato A e una canzone al lato B. Vedete, in questo caso c'è Nana Supergirl al lato A e Pollon Combina Guai al lato B. Nel caso di Kiss Milicia c'è Kiss Milicia al lato A e la versione strumentale di Kiss Milicia al lato B. Vedete, nel caso di Arriva Cristina, c'è Arriva Cristina al lato A e Riuscirai, sempre un brano che fa parte dei telefilm, sul lato B. Quindi diciamo che i Maxi 45 hanno questa caratteristica, che hanno un brano al lato A e un brano al lato B. Ciao Michele, benvenuto! Salutiamo il nostro amico Michele. Allora, detto questo, quindi fatto l'unboxing di questo ulteriore vinile, andiamo a vedere le copertine delle riviste di cui non ho ancora fatto lo sfogliamo insieme. Quindi poi sarete voi nei commenti che lascerete sotto a questo video, mi farà piacere se ne lascerete diversi di commenti, a dire di quale vorreste vedere lo sfogliamo insieme, in che ordine, diciamo quelli che preferite. Poi io farò un ordine, mi scriverò un po' quali sono quelli che volete vedere. Allora, questo è il primo, è uscito da pochissimo, la settimana scorsa. Questo si chiama Cartoni e TV, sempre edito da Sprea Editori, riguarda parecchio gli anni 90, quindi qui questa rivista è praticamente anni 90 e non parla solo ed esclusivamente di cartoni animati, ci sono delle interviste ai doppiatori, eccetera. Diciamo è una rivista abbastanza piena di informazioni anche questa, ed è una bella rivista di cui poter fare lo sfogliamo insieme. Allora, poi manca da fare lo sfogliamo insieme di Anime Cult, questo è il numero 14, scontro tra titani, come vedete è Mazinga Z, Goldrake, Gigorobot, e quindi questo è il numero 14 di Anime Cult, che ancora non ho fatto lo sfogliamo insieme, con tutto che adesso vedrete ci sono tanti Anime Cult anche del numero 13, non abbiamo fatto lo sfogliamo insieme, qui si parla di Occhi di Gatto, City Hunter, insomma bello pieno anche questo numero di Anime Cult, molto molto bello anche questo numero di Anime Cult, si presta molto a fare, ma tutte quante queste riviste, guardate, si prestano molto allo sfogliamo insieme. Poi io mi metterò insieme tutti i numeri di Anime Cult, tutti i numeri e magari facciamo insieme, lo sfogliamo insieme, magari due riviste alla volta per recuperare. Ok, faremo una live in cui io magari mi sbrigo un po' di più e le vediamo due alla volta queste riviste, perché sono sempre piene di informazioni. Molto molto belle tutte queste riviste, io continuo a collezionarle. Allora andiamo avanti, vedete qui c'è uno speciale dei Cavalieri dello Zodiaco, sempre di Anime Cult. Qui a Roma fa caldissimo, ragazzi,
proprio tanto tanto caldo. Vedete, questo è uno speciale dedicato interamente ai Cavalieri dello Zodiaco e questo meriterebbe uno sfogliamo insieme quasi da solo. Io pure sono un appassionato dei Cavalieri dello Zodiaco, quindi diciamo che ehm, meriterebbe veramente di essere fatta una live solo con, diciamo, questo. Poi ci sono sempre robot giapponesi, voi sapete che io sono un appassionato anche dei vari, quelli che una volta si chiamavano i giocattoli, adesso sono action figure, adesso sono da esposizione. Chi ha la fortuna di avere qualcuno di questi giocattoli originali anni 70 e 80 ha un, diciamo, un bel patrimonio, perché valgono parecchio, diciamo soprattutto quelli anni 70 e 80, soprattutto quelli in metallo, che prima una volta venivano fatti in metallo, mentre adesso si predilige la plastica, la resina e altri materiali, però prima anche i giocattoli venivano fatti in metallo, cosa molto molto bella. E questo è dedicato appunto, diciamo, ma non solo agli action figure e alle cose, ma proprio in generale ai robot giapponesi. Questo mi pare che era il volume 1, e poi c'è anche il volume 2, sì, eccolo qua. Allora, quindi questo lo mettiamo così. Questo è il volume 2, sempre di robot giapponesi, vedete? E questi sono altri robot rispetto a quelli che comparivano sul volume 1, quindi veramente veramente tanto materiale all'interno di queste riviste. Allora, poi c'è sempre la mia vena, diciamo, retro gaming, e quindi qui c'è gaming hardware, i manuali da collezione di Retro Gamer, vedete? Anche questa molto molto bella come rivista, ok? C'è lo speciale dedicato a Mario, a Super Mario, la storia di Super Mario, uno dei personaggi più iconici dei videogiochi e che hanno fatto la storia. Ecco, qui c'era un'immagine molto bella, mi ricordo. Comunque molto belle queste riviste. Faccio vedere questa immagine bellissima. Ok? Poi continuiamo con Anime Cult. Guardate, questo è dedicato all'Amu. L'Amu, per chi mi conosce, sa che a me piace tanto sia Ranma, sia l'Amu, Masonikoku, e Quasi Magia Johnny o Inuyasha, tutti questi cartoni animati. Comunque l'Amu rimane sempre l'Amu, un'icona diciamo, degli anime anni 80 in Italia. Ok? Guardate che spettacolo. Bella anche questa di rivisti, sempre nella mia anima retro computing c'è anche questa rivista dedicata principalmente ad Atari. Atari magari era la pubblicità degli anni 80, Atari magari, quindi anche questa andrebbe sfogliata, sempre all'interno di Reni Retro in questo caso, nel caso di prima Reni Toons. Qui torniamo su Reni Toons perché vedete Japan Magazine, voglio dire, Japan Time era un'altra cosa, un'altra rivista, opla, metto così. Allora, Japan Magazine, la rivista che è rinata in edicola dopo tanti anni, dopo 20 anni penso, e questa è dedicata appunto ai Quasi Magia Johnny, Kimakuro Orange Road, ok? E quindi anche questa andrebbe sfogliata magari insieme a qualche altra rivista o a qualche altro numero di Japan Magazine stesso. Andiamo avanti sempre con Anime Cult, questa volta dedicata a Capitan Harlock. Guardate che belle che sono queste copertine, sono qualcosa di bellissimo. Oh, it looks like all your channels. Ah, vabbè, sono read only, vabbè, non lo so che devo fare, risolverò. Ok, io se mi scrivete vi rispondo. Vedete, Capitan Harlock, questo Anime Cult numero 16, questo è Anime Cult numero 16. Poi c'è addirittura un altro speciale, sempre di Anime Cult, che è Gli eroi dello sport, Spokon. Vedete? Quindi l'enciclopedia di Anime Cult,
e questo è dedicato appunto a tutti i vari sport, quindi qua vediamo proprio Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, Mimì, Pat la ragazza del baseball, Holly e Benji, c'è Hilary la ginnasta, c'è l'uomo tigre ovviamente, c'è Gigi la trottola, vedete, quindi in copertina hanno messo tutti quanti, diciamo, i personaggi principali sportivi, e ovviamente c'è anche Rocky Joe e Prendi il mondo e vai. Questo è Prendi il mondo e vai, bellissimo. Ok, quindi anche questo andrebbe fatto, lo sfogliamo insieme. Andiamo avanti, qui torniamo su Reni Retro, gli indimenticabili videogiochi anni 90, e qui si continua a parlare sempre di Super Mario, ma anche di giochi di botte, Street Fighter e simili. Ok? Qui c'è addirittura, perché anni 90, fino agli anni 90 è comparsa lei, Lara Croft, Tomb Raider su PlayStation 1, bellissimo videogioco. Dietro non so se ve l'ho fatta vedere, eccola qua, videogiochi anni 90. Qua c'è invece videogiochi anni 80. Vedete quante sono queste riviste? Gli indimenticabili videogiochi anni 80. Guardate che belle. Ok? E qui ovviamente anni 80 era proprio la nascita di Mario, ma prima ancora di Mario c'erano tanti giochi anche per Commodore 64 come International Karate Plus, vabbè, giochi di calcio a tutta forza, le corse di macchine come CSHQ, uff, Outrun, ce ne stanno tanti, guardate, veramente negli anni 80 proprio ci fu il boom dei videogiochi grazie ai due computer iconici che sono il Commodore VIC-20 e il Commodore 64. Poi tutti gli altri ci ruotarono intorno, per carità. Salve la Tana del Panda, sto facendo vedere una marea di riviste di cui va fatta ancora, lo sfogliamo insieme, e sono mischiate tra cartoni animati, videogiochi. Uff, ho fatto l'unboxing di un vinile di Cristina D'Avena che sta qui giù, e adesso continuiamo a vedere riviste. Ecco, questo sempre per Reni Retro, la grande storia dei videogames. Quindi qui si parla di giochi, uomini, console che hanno lasciato il segno nella storia, io oserei aggiungere, perché diciamo i videogiochi che ancora li utilizziamo con le varie PlayStation, PC da gaming e Xbox, però tutto è nato negli anni 80 dalla mente di poche persone che hanno visto in un qualcosa, in un pallino che si muoveva su un oscilloscopio, un qualcosa che poi potesse avere successo e potesse piacere alle masse. Tutto nacque da lì, da un'intuizione, ecco, da un'idea, e qui si parla di, appunto, di giochi, di uomini e console che sono rimaste, che hanno lasciato un segno nella storia. Bellissima questa doppia immagine, la doppia pagina, Mister Videogame, e lui è Super Mario. Andiamo avanti, torniamo nella parte, diciamo, dei manga e degli anime, soprattutto degli anime, in questo caso Gundam, cartone animato cult degli anni 80, RX78 con Peter Ray, e vedete che è bellissimo questo numero. Ecco, ve lo far vedere questo, poi ve l'ho avvicinato perché qui si parla anche di Ken il guerriero, lì c'è anche Hokuto no Ken e c'è anche Licia, quindi questo è il numero 15 di Anime Cult, anche di questo va fatto ancora, lo sfogliamo insieme, vedete? E questo è il Gundam, dedicato a Gundam. Dedicato a Ken il guerriero invece c'è Japan Magazine, vedete in prima pagina, bellissima questa copertina, con Hokuto no Ken, Ken il guerriero. Nella seconda, no, questa addirittura ancora la prima serie. Beh, questa è tra la prima e la seconda serie, diciamo, non è nella terra dei demoni, però diciamo non è neanche proprio all'inizio inizio. Gli scontri più iconici tra violenza e polemiche. Poi ovviamente all'interno di Japan Magazine
ci sono sempre i 4 poster che loro danno, quindi potremmo vedere, sfogliando queste riviste, quali sono i poster. Guardate qui, addirittura Rossana, è tornata Rossana, ebbe un discreto successo negli anni 90, quindi tra l'altro ecco, vedete il finale mai trasmesso in Italia. Vedete, questa è sempre una rivista Japan Magazine, JM, pure questo. Poi c'è Shoujo Classic, qui parliamo sempre di cartoni animati, c'è Candy Candy, c'è Licia, Charlotte, ci stanno un po' tutte, Lady Oscar, vedete, poi c'è Lady Giorgi, Il grande sogno di Maya, Mille un giorno dopo l'altro, Memole dolce memole, ci stanno un po' tutti, vedete? Anche questo è un bellissimo numero, un bellissimo speciale, anni 70 e 80, anni 70 e 80, sempre fa parte dell'enciclopedia delle anime, edita da Sprea Editori e dedicato alle eroine dei cartoni animati e degli anime degli anni appunto 70 e 80. Ok, andiamo avanti. Vedete, qui sempre si parla Reni Retro Computer, eccoci qui, programma 101, 101, Odissea nello spazio. Nasce a Ivrea il primo personal computer della storia che ha portato l'uomo sulla Luna. Ok? Bellissimo. Anche questa rivista va fatta, lo sfogliamo insieme ed è proprio piena di informazioni. Vedete, anche questa è uscita un po' di tempo fa. Guardate, Apple, Pascal Apple, mamma mia. E io poi piano piano vorrei farvi diciamo delle live in cui parlerò della mia esperienza all'interno del retro computing, quindi come è nata la mia passione per i computer, quello che ho fatto nella mia storia, che poi, come sapete tutti, con la chiusura del mio negozio di computer che si chiamava Morena Computer, MC Morena Computer, si è conclusa la mia avventura con i computer, tant'è vero che questo con cui faccio le live è un Windows 7, mi sa del 2012-2013 più o meno, perché lo feci quando ancora avevo il negozio di computer, ancora funziona bene e io mi tengo questo con Windows 7, non posso neanche più aggiornare OBS, però non mi interessa, funziona benissimo, c'ha tanti anni perché c'ha più di 10 anni, oramai questo computer funziona bene, è un i5, veramente mi ha dato tante soddisfazioni perché ecco, ancora funziona dopo tanti anni. E niente, lì si è conclusa quindi con Windows 7 la mia avventura, quindi come sistemista, vi racconterò poi come io sono partito da un Commodore VIC-20 con registratore e sono arrivato, la maglietta, sì, la maglietta Technics, ovviamente questa è una live che io ho intitolata a Reni J, e quindi i 2 giradischi con il bambino di qua che mixa, vedete, con la cuffia, i 2 giradischi rigorosamente Technics SL 1200 o 1210, qualsiasi modello. Io sono affezionato agli M5G, però gli MK2 giù ce l'ho, i 1210 MK2, gli ultimi sono gli MK7 che diciamo, a molti non sono piaciuti, poi ci sono i GR, i 1200 GR, Grand Class, ne sono usciti tantissimi. Io feci anche un'immagine, lo so. Allora Michele, io volevo fare appunto una live in cui spiegavo anche tutti i linguaggi di programmazione che io mi sono trovato a studiare. Ho visto che magari può interessare anche come io sono partito da diciamo un DOS del Commodore 64 dove si utilizzavano pochi comandi, load, open, close, cioè quindi un accesso al disco di quel tipo, a MS-DOS, Amiga-DOS, e poi diciamo, a Windows, passando per tutti gli altri diciamo,
sistemi operativi di accesso ai dischi che si sono avvicendati nella storia. Io ho una grandissima conoscenza, mio malgrado, di internet, anche perché, come sapete, ho gestito una BBS quando internet ancora non c'era. Io sono stato, avendo lavorato in Ericsson Telecomunicazioni, diciamo, siamo stati coloro che hanno dato vita a tutto. Noi siamo andati allo SMAU a presentare per la prima volta, c'erano tanti stand quell'anno, erano i primissimi anni 2000, e presentavano la Wi-Fi, la wireless LAN. Ok, quindi noi portammo tutti questi access point, tutti questi, diciamo, apparecchi con delle schede di rete wifi che servivano per andare in internet senza fili. Cioè, ragazzi, senza fili. Noi, se vi ricordate, alla fine degli anni 90 l'unico modo per andare su internet senza fili era pagare bollette. Come mai ho chiuso il negozio? È perché mi era capitata un'offerta della pizzeria e mia moglie optò perché le piaceva fare la pizza. Io quindi chiusi il negozio di computer, aprì la pizzeria che stava lì accanto, e al posto del negozio di computer dove c'era proprio, io non ho mai lasciato, prima di lasciare anche la pizzeria, non lasciai diciamo, quel negozio, buttai giù tutto il negozio di computer e ci feci la saletta della pizzeria con tutti i tavoli, e ci misi 2 giradischi dove potevo mettere un po' di musica, tutte le luci da discoteche, da discoteca, e quella divenne la saletta di Pizza Margherita, ok? Quindi tolsi tutto quello lì. Io dentro Morena Computer c'avevo il piccolo museo informatico su Facebook, io ho pubblicato le foto, e quello era 1/10 del materiale che io ancora adesso possiedo, ma che secondo me tanto è tutta roba da buttare perché sta abbandonata, mi sa, oramai senza esagerare, diciamo da 2005-2006 stanno abbandonando tutta quella roba. Lo so, ho chiuso un negozio di computer e ho aperto una pizzeria che prima era una pizzeria a taglio. Quando io la comprai era solo una pizzeria a taglio. Io l'ho comprata, l'ho fatta diventare una pinzeria, quindi facevamo pinza romana, una pinzeria che tu facevamo il poker, perché noi facevamo a sporto, quindi venivi da noi, la prendevi e te la portavi a casa. Tavolo, venivi a mangiare da noi, avevamo sia la veranda esterna, quindi la pedana, e avevamo anche la saletta dove te la portavamo noi, era al chiuso, condizionata, c'era anche un condizionatore da 36.000 BTU, quindi un bel condizionatore. La stanzietta, poi il posto là non era gigantesco, avevamo una cinquantina di posti a sedere lì dentro a quella sala, tra i 50 e i 60 posti a sedere, non erano tantissimi. E poi facevamo diciamo, la pizza a taglio, e poi tramite Glovo, Just Eat e Deliveroo, avevamo tutti e tre. Sì, stiamo insieme siamo sposati dal 2006, stiamo insieme dal 2001, stiamo sempre insieme io e mia moglie, sì. Lo so, io lì in quel momento, in quel preciso momento del 2014, diciamo, ho chiuso con i computer. Basta, addirittura non faccio assistenza neanche a me stesso. Se mi si rompe il computer lo porto a riparare. Sono arrivato a questo. E io, calcolate che io dentro Morena Computer ho venduto pochissimi computer nuovi, ma riparavo una cosa come 10 computer al giorno. Quindi, beh, adesso ho i miei negozi online, quelli lì partendo da classe74.it, poi ho il mondo del vinile.it, c'ho tanti negozi online, c'ho legolando.it, andateli a vedere perché sono tutti quanti molto belli, c'ho renijstore.it, sono tanti negozi in cui io vendo prodotti che però poi andrete a comprare su Amazon, ok? Partendo dai miei siti, li potete poi andare a comprare su Amazon. Molto bello l'ultimo che ho fatto è magliettevintage.it, proprio lì mi è piaciuto come ci sono dedicato, ci troverete un sacco di magliette che sono in vendita su Amazon, però sul mio sito sono tutte belle organizzate per tipologia, e quindi vi consiglio di andare a vedere i miei siti. Comunque il sito principale è classe74.it, io sono nato
nel 74, quindi quest'anno, durante quest'anno ho fatto, farò, non lo so, ben 50 anni. Lo so che è un peccato. Eh, D'altronde che devo fare? Sta tutto lì. Io adesso ce ne avrei tanto di tempo, ma devo fare altre cose. Mi sto dedicando parecchio, diciamo il 90% del mio tempo lo dedico alla famiglia e mi piace dedicare alla famiglia. Quindi questo faccio. E poi mi dedico, come vedete, ai social. Sto su TikTok, sto su Instagram, sto su Waveful, sto su Telegram, non ho WhatsApp, quindi non cercatemi su WhatsApp perché non ci sono, però metti in vendita, purtroppo per mettere in vendita poi devi dare pure alcune garanzie, o metto tutto in vendita come se fosse rotto, però mi dispiacerebbe perché poi se invece funziona, io tempo momentaneamente per provare tutto, andarlo a prendere è un macello. C'era un progetto che è fallito 3-4 settimane fa, io non mi vergogno di dirlo, stavamo in trattativa per prendere un box da 80 metri quadri. 80 metri quadri, io avrei potuto risistemare tutto, perché io attualmente la mia grande collezione sta in 4-5 posti diversi, sta nella cantina dei miei, ancora lì, dagli anni 90. Io sono andato via da casa dei miei nel 2006, però tutta sta roba io l'ho catastata lì dentro la cantina, alla fine degli anni 90, primi anni 2000, perché quando cominciai a lavorare per la Ericsson, che però era proprio nel 90-97, quindi dal 97 addirittura, quando cominciai a lavorare per la Ericsson, tutta questa roba venne un po' accantonata e messa, quindi ce l'ho dentro la cantina dei miei, poi ce l'ho giù alla sala hobby qui a casa mia, poi ho 2 box pieni fino al soffitto, che io ho lasciato lo spazio solo con la bascula che si apre, basta, sono 2 box pieni, e poi c'ho la soffitta qui che mi si apre solo la porta, perché ce l'ho tutta la roba accatastata fino sotto al soffitto, ho tutti i mobili, tutti messi lì. Se io fossi riuscito ad accordarmi con il proprietario che mi vendeva questo box da 80 metri quadri, perché io so tutti i posti abbastanza piccolini, angusti, dove purtroppo la roba uno la accatasta. Lo so. Tu calcola che io, lo sapete, ve lo dico sempre, ho 3 Amiga 4000, tutti e 3 060, che poi io non è che dico stupidaggini, eh. Eccole, queste sono le schede CPU originali di 2 dei miei Amiga 4000, eh. Questa è una 040, CPU 040, e questa è l'Amiga 4000 030 originale, CPU con FPU. Vedete, io ce l'ho qua, e queste sono solo le schede CPU, qua dentro ci sta, questa è la scheda CPU del 4030 e questa invece del 4040, perché sono diventati tutti 060. Capirai, qui se vi faccio vedere hard disk, vedete, questi sono hard disk IDE che andrebbero bene anche dentro l'Amiga 1200. Sono pieno di tutta sta roba qua, ma sta tutto accatastato qui da una vita. Non te basta un furgone, mettiti d'accordo con l'IUC 74, venite con un bilico, 2 bilichi, allora sì, ma deve essere un bilico alto, così vi portate via le scaffalature già belle con tutta la roba sopra. Ok, vi venite a prendere le scaffalature sono alte, deve essere un bilico alto 2 metri, così ve le mettete dritte dritte, è un bilico e state a posto così. Mannaggia che fine. Ma senza contare tutte le mie collezioni, pure io ce l'ho dentro casa, dei miei fumetti. Io perché continuo, vedete, Looney Tunes, sempre cartoni animati, sono sempre appassionato di cartoni, oltre 6.000 vinili, 2.000 audiocassette, ma che, cioè, senza contare, vedete, qua sotto, dite che ce fa, io non ce l'ho più, cioè, non è che non ce l'ho più, non ce l'ho qua, dice che c'è sta qua dentro. Giochi del Commodore 64, tutti numerati, tutti numerati, rigorosamente numerati. Io ho tutto l'archivio fatto rigorosamente col Commodore 64, ho tutto l'archivio dei giochi e l'ho fatto anche vedere, ce l'ho di là, stampato con l'MPS 803. Oh, guardate questa rivista dedicata a Raspberry. Tra l'altro non posso fare neanche, io non riesco a fare neanche l'invitato a qualche altro
a qualche altra trasmissione, perché io comincio a parlare, non mi fermo più. Io adesso sto zitto perché da parlare ce n'è tantissimo, poi io ho una conoscenza tecnica, mio malgrado, a me dispiace dirlo, però che va oltre qualunque cosa, cioè io ho la conoscenza tecnica, quando mi dicono le reti, con l'IP riesci a capire il nome della famiglia, degli antenati, di quello, di quell'altro, ma che vi state a inventare? Ma non vi inventate niente, che con l'IP giusto dove sto potete trovare. Ma non è che sapete il nome mio, di mia figlia, del cane, del gatto, della vicina di casa. Cioè non giochiamo, regà. Io lo so come funziona l'IPv4, l'IPv6, l'IPv4 lo portiamo dietro dagli anni 70, figuriamoci un po'. E adesso stanno abilitando l'IPv6. Cioè, ma davvero, davvero, questi ci vogliono far credere perché fanno i video. Ah, ciao Tizio, ciao Sempronio, l'ho visto dal tuo IP. Ma è tanto se riesci a sapere da dove sto, e già sei un mago se sai dove sto tramite l'IP. Basta. Non giochiamo, ragazzi, soprattutto con l'IPv4. Forse con l'IPv6, che però ci avrà delle sicurezze. Cioè già c'aveva, negli anni 90, quando fu inventato l'IPv6, c'aveva delle sicurezze che nessun hacker poteva bucare. Ah, queste sono 3 riviste che io vorrei fare, lo sfogliamo insieme di tutte e 3. Questa, vedete, questa è il periodo della Cetra, Fonit, vedete, quindi c'è scritto Fonit Cetra 78-87 volume 2, poi c'è il periodo RCA 78-86, e poi ce n'era un altro, erano 3 le riviste dedicate, che era questo, era questo, vedete? E questo sempre 45 giri. Quindi sono queste 3 riviste di cui io vorrei fare, lo sfogliamo insieme tutte e 3 in giro. Cioè, tutte e 3 insieme in giro. Poi c'è questa qui, Anime Cult Lady Oscar, questo è il numero 20. Anime Cult Lady Oscar. Fatemi sapere nei commenti a questo video quello che volete fare, lo sfogliamo insieme prima. E anche altri giocattoli robot, album di Java Magazine. E qui ci sono appunto tratte di tutti i robottini che sono usciti negli anni, è pieno di foto, vedete qui Zambot, Titan 3, Trader G7, questi hanno fatto tutti la storia, King Star, cioè, no, questo ve lo voglio far vedere con calma quando faremo lo sfogliamo insieme. Grazie alla Dana del Panda, quando vuoi passa, lascia un commento sotto, scrivi quello che vorresti trovare, diciamo, che vi piacerebbe trovare sul mio canale, ok? E abbiamo finito, ok? Perché questa mi pare che già l'ho fatta, l'ho messa qua giù perché di questa rivista mi pare che già ho fatto lo sfogliamo insieme, Retromania, ma dopo vado a vedere, mi pare che già è stato fatto. Se non è stato fatto dobbiamo fare anche questa, ma questa mi pare che l'ho fatto, lo sfogliamo insieme, ok? Bene, io ringrazio tanto la Dana del Panda, ringrazio tanto tutti quelli che si sono affacciati durante la live, anche Michele che mi tiene sempre compagnia durante le mie live. Poi vedo che qui su Telegram mi hanno scritto un sacco di gente, poi dopo li vado a leggere piano piano su Telegram, poi rispondo piano piano a tutti quanti. Niente, abbiamo fatto quindi l'unboxing di un altro vinile di Cristina D'Avena. Io ve li faccio rivedere tutti, anzi da dietro facciamoli vedere, va. Eccoli qua, questo è uno, questo è un altro, guardate che bello che è. Poi c'è quest'altro, sempre dietro vi faccio vedere, ok? E poi c'è questo, ok? Allora, abbiamo fatto l'unboxing del disco di Cristina D'Avena, abbiamo visto tutte le riviste. Ah no, attenzione, attenzione, mi stavo scordando, guardate qua. Tra l'altro a questi ragazzi gli devo scrivere perché mi sa che devo rinnovare l'abbonamento. Vedete, qui dentro mi sa che c'è Zap, i nuovi numeri di Zap, e io ce l'ho ancora tutti imballati, mai sballati, perché li voglio fare insieme a voi. Allora sapete che facciamo? Mi sa che la prossima volta, visto che questa è roba che va sballata,
io la prossima volta mi dedico a questi e facciamo proprio, partiamo da questi tre e facciamo lo sfogliamo insieme di tutti e tre insieme queste tre riviste. Questo dovrebbe essere Zap, ok? Quindi come avete visto sono un matto perché me le tengo separate dalle altre visto che devo fare ancora l'unboxing, però io diciamo se vedo che il canale ricomincia a muoversi e c'è un po' di interazione, mi fa piacere e allora ricominciamo a fare un po' di tutto questo, sfogliamo insieme e vedremo pure se il canale lo vorremmo modificare un po', fare qualche altra cosa. Io avevo cominciato a fare anche i tear down, cioè smontavo perché io sono ancora una buona trentina, 40, 50, non mi ricordo, computer vecchi, che si potrebbe fare il tear down, cioè smontiamo i processori, smontiamo le RAM, le schede video, le schede madri, gli hard disk eventuali se ci stanno, lettori CD, masterizzatori, quindi possiamo smontare i PC per vedere anche quali sono i componenti principali di un PC. Al giorno d'oggi diciamo è diventato più difficile montarli perché li devi saper montare bene, però diciamo hanno bisogno di molti meno cavetti, raffreddamento a liquido quasi sempre, gli hard disk si montano direttamente su scheda madre oramai con i micro gli M2, insomma si montano direttamente su scheda madre, le schede video diciamo hanno bisogno di un'accortezza sull'alimentazione, ma a parte quello è abbastanza semplice. Non esistono più masterizzatori DVD, non esiste più l'unità ottica, quindi ci sono magari soltanto dei lettori di SD, micro SD eccetera, in cui bisogna attaccarle un cavetto solo sulla scheda madre e basta, finisce lì. Quindi diciamo è diventato molto più semplice assemblare un computer come numero di pezzi e come vidi, come tutto. Ovviamente bisogna essere del mestiere perché devi saper mettere il processore senza piegare nessun piedino, devi saper mettere il raffreddatore a liquido, devi riuscire a far passare quei pochi cavetti, però farli passare bene perché poi sono quasi tutti RGB con tutte queste ventole illuminate colorate, le RAM sono illuminate colorate, la scheda video nella maggior parte dei casi è tutta colorata, si illumina tutta colorata e quindi diventa un po' più complicato montare tutti. Vi saluto, siamo arrivati alla fine della live, grazie a tutti per essere stati con me. Fatemi sapere qui sotto, diciamo, quali sono le riviste che vi piacerebbe che io, diciamo, poi farò l'immagine, magari la pubblico pure su Facebook, l'immagine con tutte le riviste e magari mi dite voi da quale partire per fare lo sfogliamo insieme. Di nuovo, finalmente riesco a vedere le tue live, prima ero impegnato, ora ci sono. Lo so, purtroppo stavo chiudendo, Riccardo, abbiamo fatto un bel discorso pure con la Tana del Panda, si è collegato la Tana del Panda e stavo spiegando appunto la mia storia per quanto riguarda il retro computing, che sono partito nell'82 col VIC-20 e sono poi arrivato fino al 2014 con il PC che ancora sto usando per fare questa live, che è un PC del 2012-2013 con Windows 7. Non posso più aggiornare neanche OBS perché OBS vuole minimo Windows 8.1 per aggiornarsi e io ho ancora Windows 7 imperterrito. Non c'ho, diciamo, gli altri PC sono quelli uno è di mia moglie, uno è di mia figlia con Windows 11, ma su quelli io non ci metto le mani. E quindi niente, praticamente durante tutto questo periodo io ho fatto un sacco di esperienza in tutti i campi, conosco tantissimi linguaggi di programmazione e volevo fare pure una storia, conosco tanti sistemi operativi, essendo partito proprio da quello base del Commodore 64 per accedere ai file, download, open, eccetera, per formattare un disco, eccetera, fino agli ultimi che è Windows 11 non lo conosco quasi per niente, Windows 10 poco, Windows 8 e 8.1 zero proprio, Windows 7 lo conosco bene, Windows XP ci ho lavorato e lo saprei smontare come mi pare, Windows XP, pure Windows 2000 ci abbiamo fatto i domini, Windows 2000 a livello di rete ci ha dato parecchie soddisfazioni Windows 2000, soprattutto per chi come me faceva il sistemista dentro una grande azienda. Quindi sì, ci ha dato tante soddisfazioni,
tra Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional. Beh, guardate, io potrei raccontare tante cose, i data center che io ho visitato, i server SAP, tutti i SAN, tutte le workstation SAN, i server SAN, gli EMC quadro. Guardate, ho visto talmente tanta roba, il 3270 dell'IBM, cioè con tutto il robot delle cassettine, quindi lo so Riccardo, io ancora non riesco a passare né a Windows 10 né all'11. Molto spesso mia moglie mi chiede aiuto con questo Windows 11, io non so dove mettere le mani. È vero che tanto basta che scrivo regedit e mi compare il regedit pure lì su Windows 11 come facevo su Windows 95, quindi già quello per me è una grande mano, che riesco ad accedere al registro di configurazione semplicemente scrivendo regedit, oppure io da riga di comando, bene o male, mi riesco a disligare abbastanza bene, sia per quanto riguarda le reti, configurazioni e cose, gli user MGR per aprire la lista degli utenti, però poi dipende pure dalle versioni che hanno installato, perché molte versioni non hanno neanche più la gestione degli utenti tramite uno user manager, ma ce l'hanno direttamente interna al sistema operativo, visto delle cose che hanno fatto da Windows 8.1 in poi, che io spesso non so dove mettere le mani, non so come far ricomparire alcune cose sul desktop o dove hanno messo alcune proprietà avanzate che io su Windows 7 ci accedevo facilmente con i pulsanti destri del mouse, adesso l'hanno messe ci stanno sempre, perché poi le trovi e sono uguali identiche, però le hanno nascoste bene, forse per renderlo più user friendly, allora sì, ma infatti Windows 11 ho visto che non si blocca quasi mai, d'altronde io pure con Windows 7, ma chi ci ha mai avuto problemi? Fino a che funzionano gli hard disk mai avuto problemi. Ok, quant'è? 52 minuti di live, vi devo salutare, sono le 15:35, oggi è lunedì 15 luglio 2024, non l'avevo ancora detto, attenzione, avevo cominciato la live, di solito comincio la live dicendo anche che giorno è e che ore sono, lo dico in chiusura di live. Troverete appunto su Facebook, chi mi segue, voglio fare una bella foto di queste riviste, così potete andare a commentare o su Facebook o sotto a questo video stesso quale rivista volete vedere per prima, e così cominciamo a fare, gli sfogliamo insieme. Ok? Grazie mille di essere stati con me, vi lascio con metterò una sigla qualsiasi, non lo so, vediamo un po', mettiamo questa, tanto non è che una sigla vale l'altra, non so qual è. Ok, siamo pronti per la sigla. Grazie mille di essere stati qui con me, vi do appuntamento alla prossima live e come sempre non so quando sarà, magari pure domani se ho tempo, mi fa piacere, stiamo insieme, non so a che ora perché poi dipende molto dalla famiglia, quindi non so a che ora, quindi vi saluto, alla prossima volta, grazie a tutti quelli che si sono connessi, grazie a chi vedrà il video, grazie a chi metterà un like al video, grazie a chi addirittura si iscriverà al canale dopo aver visto questo video. Grazie mille a tutti, ciao!